Assessore Besio, anche il Comune di Venezia ha dato il patrocinio per il diario scolastico. Qual è il messaggio che voi volete lanciare alle giovani generazioni? Assolutamente, come Comune e Città Metropolitana abbiamo appoggiato da subito la volontà dell'ASL 3 Serenissima di replicare anche per quest'anno l'iniziativa e l'idea di uno strumento utile, sano e colorato per tutti, il diario scolastico, che raggiungerà ben 16.000 ragazzi delle primarie, oltre a tutta una serie di altre aree del Veneto. Siamo contenti perché è uno strumento utile, facendo parte del bagaglio quotidiano dei ragazzi, sano perché ogni pagina è davvero una pillola di educazione civica, e colorato. Questo è il racconto che dobbiamo fare anche della nostra città. Siamo orgogliosi di aver contribuito anche attraverso le nostre partecipate, quindi Veritas, Vela, Venezia Unica, piuttosto che Fondazione Fenice, e naturalmente questa è occasione anche per augurare un buon inizio a tutti quanti. Professoressa Zodiaco, lei ha avuto modo di sfogliare questo diario, cosa ne pensa? Penso che sia uno strumento utilissimo per aiutare i bambini e i ragazzi a conoscere quello che è il mondo della prevenzione, che è fondamentale a scuola perché è una prima forma di cura, e questo strumento li accompagna per tutto l'anno, quindi li aiuta a costruire una consapevolezza sui temi della salute, che penso sia fondamentale, perché la scuola in questo senso può essere un promotore positivo di ambienti dove i ragazzini, i bambini crescono in salute, in forma, e imparano a diventare degli adulti di domani in salute. Direttore Bon, i musei civici, il MUVE può essere visitato, deve essere visitato anche dai bambini. Ci sono tante iniziative che riguardano le nuove generazioni? Ci sono tantissime iniziative che tra l'altro presenteremo tra un paio di settimane al nostro Edu Day a Carezzonico. Sono circa 80 iniziative solo per le scuole e poi molte altre per le famiglie, per gli adulti e per i pubblici con esigenze speciali, che comprendono quindi tutto quel pubblico che per qualche problema di disabilità o proprio di problematiche che può essere legato alla lingua o a problemi di cognitivi, noi offriamo sempre con grande piacere e anche a titolo gratuito. Voi avete partecipato al diario scolastico 2024-2025, con quale messaggio che volete lanciare? Il messaggio è soprattutto quello che la cultura è bella, sono belli i nostri musei, e noi con il nostro lavoro di mediazione li rendiamo più fruibili, più semplici, e soprattutto per un pubblico di bambini che ha bisogno di questo tipo di mediazione. Grazie.